arancione per la vigilia di Natale. È tipo corleonese. E allora incominciamo, si passa 800 grammi di farina per una teglia per il forno. Si ci mette il lievito, il sale e l'olio per impastare. Quando è ben impastata si prepara la carne della salsiccia condita, poi si ci mette primo sale, caciocavallo fresco a dadini, pelato sminuzzato, poi si mette mollica, formaggio piccante grattugiato, origano, pepe e olio. Poi si mette a forno e si fa cucinare. La salsiccia si immerge a pezzettini cruda. La carne della salsiccia deve essere cruda. All'ultimo, quando è tutto pronto, con le mani si fanno tutti i buchi per entrare il formaggio e la carne tutta di dentro. Così, hai capito signorina? Così. Quando è già tutto pronto. Quindi non ora. Si ci mette come se fossero dei buchi. Poi si mette 300 grammi di primo sale, un quarto di caciocavallo fresco, tutto a dadini. E si ci fanno i buchi e si va infilando nei buchi. Poi si preparano le cipolline, quelli lunghi. 400 grammi di pelato, con le cipolline lunghe si mettono tutti così. Dopo le cipolline ci mettiamo il pomodoro pelato. Il pelato si va mettendo così a cubettini così piccoli, sempre parlando tutto a crudo. Quando finiamo di mettere il pelato, mettiamo il formaggio piccante grattugiato, dopo l'origano, la mollica, il pepe e l'olio. Il pecorino grattugiato che si mette così, tutto sfrappaiato, paro paro. Questo è l'origano. Signorina, questo è l'origano. La quantità come piace alla signora. Una spruzzata di mollica, mollica grattugiata. E come che ora l'olio con l'ampullina lo deve fare tutto così. Quando è tutto pronto, con le mani si fa così da fare entrare tutto, per fare trasere tutto, formaggio, cipolline, carne della salsiccia, tutta dentro. Quando così è già cotto si mangia tutto. È pronto per infornarlo. Grazie, arrivederci. Il forno deve essere bello caldo, si fa lievitare un poco, un 20 minuti si fa lievitare. Poi quando vede che è gonfio, il forno deve essere bello caldo a 250 gradi e lo mette a forno. Quando vede che c'è tutta la crosticina di sopra che è cotto, lo fa raffreddare e l'indomani è più dolce perché è freddo questo stincione, si gusta meglio. Ora salutiamo. Qua ho finito, ora l'altro devo fare. Salutiamo. Saluto, un buon Natale e una buona digestione. Da? Vacanze siciliane. .net. Vai. Anche nella pagina Fubesco. Nella pagina. Pagina fan. Pagina fan Di Facebook. Oh, Facebook, nonna, Facebook. Come? Facebook. Facebook. Va bene. Buon Natale. Grazie altrettanto.